Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora, Fiori, questo è un progetto importante, nel senso, voglio capire un attimo se può interessare, se no comunque me lo gioco io, perché questo database con questa mod di regen è incredibile. Allora, Fiori, siamo su Football Manager 2024, sappiamo che il 25 purtroppo è stato cancellato, il 26 ancora non abbiamo niente di certo, e quindi cosa ho detto? Visto che facciamo un piccolo passo indietro, modalità Mairas NBA, una delle più belle della storia di un gioco sportivo dove praticamente puoi ripercorrere le annate e allo stesso tempo si creano i giocatori nei draft. Stessa cosa qua per Football Manager. Allora, qua partiamo con il database 94-95, quindi il Milan ha prima fatto diciamo il mini grande slam, cioè campionato e Champions. E da questo momento si parte, anche se qua vediamo vabbè 2023, ma facciamo finta che sia 3 luglio 1994. E raga, qua abbiamo un database dove questo ragazzo, sto Mister Tini, ha aggiunto quasi 200.000 giocatori rigenerati. Nel senso, prossimo anno nelle giovanili del Monaco, David Trezeguet nella realtà firma il suo primo contratto da professionista il 3 luglio del 96, anche se magari qua vediamo 2024. Vediamo nel Monaco Under 18 David Trezeguet con tutti i parametri, con tutto perfetto, tutto meraviglioso, e questo per praticamente tutti i giocatori del pianeta, qualcosa di incredibile. Quindi arriveranno i Messi, i Ronaldo, i Kakà, i Ronaldinho, tutti quanti. Allora, io cosa voglio fare? Voglio fare un qualcosa di pazzesco. Qua il Milan è della squadra controllata dal sottoscritto, eccomi qua, bello come il sole di notte, e siamo con la C Milan di Milano, che chiaramente siamo in un momento meraviglioso della storia rossonera, appunto, dove abbiamo appena fatto il grande slam, perché per me è sempre stato campionato e scudetto, campionato e Champions, poi è arrivato il triplete della Champions League, della Coppa Italia, ma non la cagava nessuno. Non per fare polemiche contro l'Inter, però per me il vero vincere tutto è vincere scudetto e Champions. Se mi fa una domanda, è meglio un triplete e non vincere un cazzo per 10 anni o fare 3 grandi slam, scudetto e Champions consecutivi? La risposta è abbastanza scontata secondo me. E qua abbiamo appunto il Milan, che come potete vedere abbiamo anche tutte le foto di tutti i giocatori di quel esempio, il capitano Francuzzo Baresi, eccolo qua, ancora scarso devo dire. C'è ancora Marcolino Van Basten, che a questo punto dobbiamo cercare in tutti i modi di non non si deve ritirare, è soggetto a infortuni purtroppo, questo lo sappiamo, dobbiamo togliere questa cosa qua, però Van Basten è chiaramente ancora a 29 anni, all'apice della carriera, e dobbiamo, guardate i parametri, portarlo a vincere ancora più trofei con il Milan. Infatti, come potete vedere, se non andiamo qua, allora aspetta un attimo, vediamo se riesco a far vedere sta cosa. E come potete vedere, Coppa dei Campioni sono 5, perché abbiamo appena vinta, ma la quinta, quindi hanno tolto tutti i trofei e siamo arrivati, eccolo qua, 93-94, AC Milan di Milano. E andiamo al 94-95, che è l'anno che perdiamo contro l'Ajax a Vienna, ma questa è un'altra storia. Molto bene, penso che anche i regolamenti siano della Champions League quelli di una volta, dopo non so se col corso degli anni ci sarà un aggiornamento e tutto quanto, questo non lo so sinceramente, però non è importante, l'importante è poter vedere tutti i giocatori arrivare e capire se riusciamo a stare al tempo con le ere, perché siamo nell'era del Milan, ma non è detto che possa rimanere, perché poi nascono giocatori in tante squadre e le gerarchie possono cambiare. Cosa voglio fare di più? Ho 2 allenatori, perché ho anche Giorgione Ardite, che praticamente è l'equivalente di mio papà, eccolo qua, lui che anche lui milanista e veneziano, ma per lui Venezia a volte, anzi, era superiore al Milan. E quindi cosa voglio fare? Voglio portare con padre e figlio Venezia e Milan. Il Milan deve continuare a stare all'apice e vincere più Champions del Real Madrid, questo sarebbe il mio sogno. E il Venezia, portarlo all'apice e cercare anche di vincere scudetti con il Venezia. Questo è l'obiettivo, visto che comunque Football Manager è tutto in divenire, andare avanti con sto Football Manager e portare avanti la carriera come faccio per il GP4, visto che ormai ho visto che i giochi moderni, MotoGP e Formula 1 nuovo, non sono più minimamente cagati sul mio canale, portare tutto quello che è retro.
E ho questo progettone che chiaramente non è poco perché devo seguire due squadre. Chiaramente se c'è Venezia e Milan metto tutti e due in vacanza e che se la vedano padre e figlio. E voglio fare questo, portare il Milan a vincere più Champions e diventare la squadra con più Champions League della storia, portando i vari campioni anche veri. Shevchenko infatti è uno dei primi che voglio portare al Milan, quando nasce Kakà portare Kakà, e chiaramente anche giocatori, tipo non so, faccio questo esempio, abbiamo parametro 0, il più grande giocatore della storia, a mio parere, Diego Armando, guardate che parametri. E a parametro 0 in questo momento, cioè, fare un trequartista Maradona con Van Basten e Gullit e magari riportare Rijkaard che adesso all'Ajax per fare i tre olandesi più Maradona, è una cosa abbastanza gasante. C'è da dire che tutto è livellato verso l'alto, quindi abbiamo tutti i giocatori stati più pompati di una volta, quindi anche, cioè, bisogna fare gli acquisti giusti, perché se tu fai gli acquisti sbagliati rischi dopo, anche se è uno squadrone, di perdere perché hai altre squadre fortissime. Che altro, ragazzi? È un progettone. Io comunque ve lo porterò avanti da solo se vedo che non interessa, però vedere Venezia e Milan che sono accomunate da padre e figlio, dalle stesse dirigenze, perché si può fare questa cosa, sono gemellate, quindi il Milan, che è la squadra principale, può dare in prestito giocatori al Venezia e così via, e portarle entrambe all'apice. Il Milan c'è già, ma portarlo ancora di più. Il Venezia, appunto, portarlo in Serie A e poi vincere qualcosa. Eccoci qua. Vediamo Real Madrid. Come potete vedere, in questo momento Real Madrid ha 6 Coppe dei Campioni, quindi siamo là, e questa è la grande sfida tra Real e Milan, perché questa è la sfida principale, ce l'ho con loro. Ovviamente Real Madrid è una squadra fortissima, ma cioè non è ancora la squadra che, cioè, fra qualche anno, quindi nel 98 tornerà il super Real. Guardate qua, beh, giocatore meraviglioso, abbiamo tutte le foto, abbiamo tutto di tutto, è qualcosa di incredibile. Raúl Blanco, giovanissimo, guardate, cioè, è un database spettacolare con una mod delle rigenerazioni dei giocatori strepitosa. Cioè, pensate, non so, poi quanti giocatori mancano all'appello. È una roba che faccio fatica a commentare, perché tipo, per esempio, ecco, giocatori che amo, lo sapete, Ruud Van Nistelrooy in questo momento, guardatelo, è un bambino di 18 anni al Den Bosch. Altro idolo, questo però un po' più grande, e questo potrei portarlo, eccolo qua, Gaizcone al Valencia, che sta diventando il giocatore fortissimo degli anni Valencia, che qua l'obiettivo è farlo diventare e farlo rimanere ai vertici, e questo è il primo giocatore che voglio comprare, ovviamente, per il Milan. Andriy Shevchenko, 17 anni, potenziale mostruoso, a 120 non bisogna capire se sarà meglio o peggio, perché non è detto che arriva all'apice, cioè, questo è chiaro, c'è tutto, ragazzi. Quindi ecco, questo adesso ci sarà questo primo video. Adesso chiudo un attimo, che cerco di fare il mercato, tutto quanto, così vediamo un po' come riesco a costruire le squadre. Però è un progetto, a mio parere, stupendo, perché ci andiamo a godere il calcio della Serie A quando era l'apice, con appunto nel corso degli anni tutti i regen reali, appunto, che può essere Trezeguet, i primi che penso che possano arrivare, Ronaldinho, tutta questa gente qua, e sarà tipo messa nelle squadre dove hanno firmato il primo contratto. Quindi Trezeguet Monaco, mi pare, Ronaldinho al Gremio, credo, e così via per tutti, per 200.000 giocatori. Per esempio un giocatore, adesso non ci dovrebbe essere, non mi pare, Michael Owen, ovviamente ancora non c'è, ma arriverà anche lui. Tutti arriveranno. Vediamo per esempio Ronaldo com'è in questo momento. È proprio giovanissimo, perché ha appena fatto il mondiale col Brasile. Ronaldo da Lima, eccolo qua, potenziale 199. Ecco, ragazzi, ecco, che altro dire, le dirigenze sono di Venezia e Milan sono, ecco, guardate che c'è il Venezia, per esempio, del grande Giorgione, così anche per, come si dice, per dare, come si dice, per mettere anche mio papà in questo canale. Eccolo qua, Bobaldo Vieri, che è del Venezia, 105 di qualità potenziale, e costruiremo la squadra attorno del ragazzo prodigio Christian Vieri. Raga, adesso io cerco di fare mercato, ogni tanto chiaramente se c'è una firma del contratto registro, e se piace, appunto, vorrei portare questa super cavalcata dal 94 al 95 fino al 2025, perché dopo chiaramente non si crea più nessuno, perché chiaramente non possiamo sapere chi diventerà forte fra 10 anni.
Buono raga, andiamo, obiettivo, ecco, per il Venezia, chiaramente stando alla personalità di mio papà, che lui amava, cioè voleva giocatori, tanti giocatori italiani, quindi ci sarà come si dice, cioè sarà influenzata sta cosa, nel senso sicuramente con il profilo di mio papà ci saranno molti giocatori italiani in rosa e un gioco offensivo, aspetta scusate, tattiche. Ecco, offensivo comunque spregiudicato con fasce veloci e due attaccanti. E col mio, io ho il mio modulo preferito, il rombo, quindi cercherò di portare i giocatori appunto per fare il rombo. Ci saranno anche cessioni forti anche nel Milan, perché se un giocatore non mi serve lo posso anche vendere, anche se magari dei parametri mostruosi, ma qua siamo pieni di campioni, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Quindi ragazzi, ci becchiamo per i primi acquisti di calcio mercato. Ragazzi, primo colpo ovviamente, Andriy Shevchenko, un 17enne di belle speranze, arriva all'AC Milan di Milano, 5 milioncini, ma insomma la Dinamo se li merita. Vai, primo colpo per l'AC Milan di Milano, un giovanissimo Andriy Shevchenko, e chiaramente non può essere titolare, ma lui sarà la bandiera del Milan fino al 2107. E Sheva è arrivato. Ci prendiamo in prestito dal Milan, visto che, come spiegato, siamo gemellati. Francesco Cocco, vediamo di portarlo un po' su. Vai, molto giovane ovviamente, però va bene. Buono, dimostrami chi sei a Venezia. Coco va a Venezia. E anche Sordo, questo è un giocatore che sinceramente per la Serie B è tanta roba, e quindi arriva un bel terzinaccio destro, ma buono, con una tecnica anche discreta, veloce, ci sta. Eccoci qua. Buono, chiaramente non voglio abusarne troppo di questa cosa, però soprattutto il primo anno voglio creare un'ossatura importante, e se posso avere questo aiuto, visto che Berlusconi si è pigliato anche il Venezia, quindi siamo una grande famiglia, Venezia e Milan, mi consente. Raga, colpaccio un po' così, è vero che ha 33 anni e magari non è più il fenomeno degli anni d'oro, ma ragazzi, Diego Armando Maradona arriva. E questo è il sogno. Rijkaard invece sarà dura convincere Uragano Franklin. E arriva a parametro 0 Dieguito, boom boom. Ecco, arrivano poi i preparatori, poi me li modificherò con calma, ma Diego Armando Maradona è alla corte di Veneziano. Ragazzi, piccola postilla, Sheva arriva però il 2 gennaio 95, perché probabilmente per il discorso che in questo momento ha 17 anni, credo, forse per il discorso della maggiore età, boh, non lo so, comunque arriva nel 95. Raga, recap del mercato. Allora, qua ho dovuto fare anche delle cessioni importanti, perché per il modulo mio certi giocatori erano troppo sprecati, ho detto non posso lasciarli in tribuna. Allora, gli acquisti sono a parametro 0 da svincolato Diego Armando Maradona, vecchio, 2 anni può fare, però avere Maradona al Milan è un sogno. Ritorna al Milan Uragano Franklin, poi come giovane però pagato a peso d'oro, perché adesso come si dice, purtroppo purtroppo in realtà è reale la cosa, però me ne sono accorto un po' dopo, la moda è stata anche con ingaggi e cessioni, quindi i prezzi sono più bassi rispetto agli anni recenti. Penso che questa cosa cambierà nel corso degli anni. Quindi abbiamo preso Mendieta come giovane centrocampista di belle speranze, poi con Maldini che mi si è infortunato anche 8 settimane, ho preso il terzino sinistro Branco, brasiliano, poi come giovane Sandrino Nesta, Paolo Montero e Gianluigi Buffon messo, chiaramente questi pagati tanto per l'età e soprattutto per l'annata, però sono giocatori che
fra qualche anno possono dare grandi soddisfazioni, perché anche la squadra è forte, però è vecchio il Milan, tanti giocatori di una certa età. Abbiamo venduto, abbiamo dato al Venezia, che in prestito Coco, Sordo, Nava, no, più che in prestito, no, in prestito solo Coco, scusate. Poi abbiamo dato, abbiamo venduto 1 milione Sordo, Nava per 1 milione, Cudicini in prestito, Massimo Orlando alla Lazio per 3 milioni quasi, quindi un bel colpo, Lorenzini in prestito al Cesena, poi Stroppa al Venezia, incredibile, andiamo a vedere anche il Venezia, ma incredibilmente Stroppa, un bellissimo colpo per il Venezia che comunque con la proprietà Berlusconi ho soldi anche con il Venezia, quindi posso fare questi colpi, visto che abbiamo un'unica proprietà per tutte e due le squadre. E non c'è la cosa di dover andare per forza, cioè non possiamo giocare neanche nella stessa categoria. Io cercherò, cioè il mio modo per non fare conflitto di interessi è che Venezia e Milan è sempre giocata con tutti e due in vacanza. Ecco, diciamo, o risultato istantaneo, vedrà come vuoi, però teoricamente è meglio in vacanza. E poi abbiamo, ci sono diciamo più, quella che mi è dispiaciuto di più è Donadoni 9 milioni alla Lazio e Paolo Di Canio 6 milioni alla Lazio. La Lazio è scatenata, ha portato a casa sia Donadoni che Paolo Di Canio. Massaro ormai vecchio ha portato 100.000 euro alla Samp. Lentini alla Roma, anche questo perché è un giocatore forte, veramente forte, ma non, per il mio modulo è veramente inutilizzabile. Poi abbiamo Colombo al Verona e Eranio per quasi 3 milioni al Real Madrid, incredibile, il Real porta a casa Eranio. Quindi insomma un mercato importante, penso che con il Milano chiuso non credo di dover fare altri acquisti, però adesso vediamo, forse ancora uno probabilmente a centrocampo. Ecco il Venezia, situazione diversa, qua ho finito il mercato. Silvione chiaramente sapeva di dover mettere mano al portafoglio per portare a casa molti acquisti, perché chiaramente se vogliamo subito andare in Serie A, che è l'obiettivo è andare in A subito velocissimo per poi costruire la squadra forte, devo fare bei colpi. Allora arriva, Coco avevo visto, Sordo, Recoba dal Danubio per niente, era veramente Recoba un colpaccio, Luigi Sala dal Como, Nava dal Milan, abbiamo visto Damiano Tomasi dal Verona per 4 milioni, questo me l'hanno fatto pagare tanto, Carlo Cudicini in prestito, Taibi dal Piacenza 1,8, Roy Macai per 7 milioni dal Vitesse, ci ho provato, forse l'ho pagato un po' di più perché ancora non avevo capito sta cosa del mercato, però lui voleva venire, cioè, questo fa capire come per quanto Serie B, ma fare, diciamo, giocare nel Vitesse giovani o Venezia in Serie B è più, come si dice, ti dà più stimoli giocare comunque in Italia. Ambrosini dal Cesena 1,6, Stroppa, vabbè, Luppi dalla Fiorentina, questo è un colpo che questo non me l'aspettavo, mi è arrivato 5 milioni, grazie Silvio che comunque hai messo mano al portafoglio con 35 milioni di spesa. Demetrius, questo è un terzino sinistro che ha preso a niente per far numero, perché comunque ero strascoperto in quel ruolo. Montella 2 milioni dall'Empoli, anche questo voleva venire tranquillamente, quindi un giovanissimo, speriamo bene. Renato Olive a 1,5, poi Eceverri come riserva di Recova, quindi trequartisti esotici uruguagi e boliviani, anche lui insomma dal Colo-Colo non ha fatto troppe resistenze. E chiudiamo con Iachini a 950.000 euro dal Palermo. Ragazzi, questa è la rosa. Scusate, che qua c'è un bug che non capisco ogni tanto, non c'è sta roba. Eccole qua. Taibi in porta, Vanoli a sinistra, Nava, Luppi, Sordo, Tommasi, Ambrosini, Stroppa, Recoba, Vieri, Macai. Vieri chiaramente già del Venezia. Purtroppo lo perde Filippo Inzaghi, ma c'è dato il Bayern Monaco, quindi Pippo Inzaghi è già un fenomeno al Bayern Monaco, che è comunque una panchina di tutto rispetto, appunto, con Sala, Coco, Iachini, Ceverri, Montella e sta gente qua. Questa è la rosa del Milan, con Rossi in porta, ma Buffon presto, come si dice, romperà i maroni al buon Seba. Panucci, Baresi, Costa Curta, Branco, anche se in realtà il titolare è Maldini, ma in questo momento è infortunato ancora per 10 giorni, 4 settimane e 10 giorni in realtà, ok. Desai mediano, Rijkaard, Boba, Maradona, Gullit, ma basta, insomma una squadretta di tutto rispetto, con in panchina Nesta, Tassotti, Galli, Carbone che però è in vendita, Montero, Albertini, Mendieta, Savicevic, Simone. Ecco, forse l'attacco, sì, Savicevic può giocare anche in avanti, però in questo momento non voglio fare altri acquisti, perché forse uno, ripeto, ne manca,
perché non voglio comprare tutti i giocatori giovani delle altre squadre, se no diventa un po' esagerato. Infatti dal mercato di luglio mi sono messo questa imposizione che al massimo posso portare a casa 2 giocatori giovani o che comunque diciamo tra quelli rigenerati dal gioco o appunto tipo ecco un Ruud van Nistelrooy, tipo non so Van Nistelrooy o un altro giovane, non so Zidane e ecco, un altro ancora che cacchio ne so, Trezeguet. Ecco, ne posso prendere uno, neanche due, uno. Secondo me è la cosa migliore comprare un giocatore solo perché se no, ripeto, me li compro tutti e poi ho già pronta la squadra per i prossimi 15 anni. E niente, raga, adesso ci vediamo al partita con l'Arsenal, poi chiudo, ripeto, se vi piace questo progetto lo porto anche sul canale, se no me lo gioco io alla grandissima. Raga, vediamo sta Supercoppa Europea, primo obiettivo stagione. Avevamo un Boba non in grande forma però, E mettiamo Demetrio allora. Demetrio, vai, perfetto. Branco non è in forma. Mettiamo Montero, però sì. Ok. Siamo già con problemi di condizione che sono molto parecchio amichevoli. Vabbè, vediamo, teoricamente, insomma, la squadretta c'è. Adesso è solo da capire cosa combiniamo. Prima partita ufficiale. Oh, ma vabbè, Maradona. Diciamo che Diego al 10. 9. Vai raga, numeri messi e vediamo sta squadra. Vediamo cosa combiniamo. Almeno ricordiamo che campione d'Europa in carica, che ha vinto la finale ad Atene contro il Barcellona 4-0, il Barcellona di Cruyff. È un Arsenal che sulla carta è leggermente sfavorito con questo AC Milan di Milano. Eccoci qua raga, scusate se c'è l'audio. Vediamo i trofei. Abbiamo anche gli sponsor. Che bello ragazzi, le magliette con gli sponsor, così me li godo. E si va per questa super coppa. Un attimo solo però. Pausa, grazie. Allora, boh. Azioni chiave. Dovrebbe essere così, speriamo, vediamo. Vai. Arsenal Milan. È praticamente unica che c'è una volta per andata e ritorno. Siamo già al 5° minuto. Seaman per Bold a Winterburn. Recupera la C Milan di Milano. Per essere bello vedere che lo stadio, che robe vecchie, ma non possiamo pretendere troppo. Maradona per Van Basten, attenzione, un Milan leggermente scarso. Marco Van Basten. Dopo pochi minuti. No, scusate. Lo diamoli perché dopo pochi minuti punisce Marcolino Van Basten. In realtà il Milan ha vinto questa coppa. Siamo al De Kuip di Rotterdam. Paolo Montero stranamente aggressivo. Occhio ragazzi. Panucci recupera Demetrio. Francuzzo. Albertini. Van Basten. Maradona per Gullit. Signori, un AC Milan di Milano. Strepitoso. Lodiamoli perché stanno giocando un calcio strepitoso. Ah, 7 riserve possiamo mettere comunque, ok, che me devo ricordare questo, infatti non neanche porca miseria, non ho riserve in attacco.
Kion. Attenzione Parlour. Non è ancora il super Arsenal. Attenzione subito. Mamma mia, erroraccio di Campbell. Che bello, è stato bello vivere quegli anni così. E invece adesso vediamo un Milan che fa abbastanza cagare purtroppo. Sta per finire il primo tempo. Panucci molto stanco. Scusate ragazzi, eccomi qua. Spogliatoio. Al momento non facciamo cambi, teoricamente ho 3 cambi. Non abbiamo... Credo sia tutto settato queste cose qua, credo. Condizione ancora c'è. Panucci è quello messo peggio. 13 tiri a 2 ragazzi. Mamma mia. Rombo come andiamo devastante con una squadra però leggendaria veramente. Facciamo il primo cambio. 3 sostituzioni infatti. Togliamo via Panucci che è distrutto e mettiamo il Tasso, che te lo godi sempre il Tasso. Ok. E abbiamo anche Franklin stanco. Vediamo come se la cava. Aspetta ancora. Non è ancora pronto per palcoscenici del genere. No, scusate, questo era giusto. Ok. E mettiamo Zorro per Rijkaard. Ok, anche Maradona è finito ovviamente. Però qua non abbiamo i cambi che sono pirla, quindi Maradona lo teniamo. Dai, teniamo duro, 13 tirature, è un dominio. Un dominio. Siamo al 71esimo, siamo vicini alla prima coppa. Possiamo fare così, mettiamo Zorro qua, che può farlo. E mettiamo Zabala qua, proviamolo, è chiaro che quindi questo ruolo qua a Gaizcone, che deve diventare una leggera del Milan, no del Valencia, CF. Continuiamo a lodarli che stanno giocando un calcio arioso. Perfetto. Gullit e Van Basten stanno decidendo la partita. 5 minuti, portiamola a casa. Chiaramente è una coppa di capello, non è nostra, ma ci siamo noi adesso. Sì, ma attenzione 3 di recupero, bravissimo Marco. Il tasso, si invola il tasso. Parlo, Adams. Non è l'Arsenal di Vieira, Henry, Overmars. Pires, attenzione però. Mamma mia. Ci è andata bene. Occhio. Bravo Franco spazza. Tasso, rimane Tasso. Milan scarso. Boban, Gullit, Rud, Marco.
Mancano 40 secondi, attenzione, attenzione, Smith, fuori moto. Ed è finita, ragazzi, alziamo al cielo la UEFA Super Cup, perché è Super Cup, ragazzi. Coppa UEFA. E Francone la alza. Alzala Franco, alzala! Alzala Franco, alzala! Grande Franco. Vinciamo la Supercoppa Europea, primo trofeo, 1-0. Marchetto versus King George. Però un trofeo trovato, quindi soddisfazione sì, ma non vogliamo vincere ben altro. Dobbiamo portare il Milan a diventare la squadra più titolata di tutti. Questo è l'obiettivo. Gullit migliore in campo, godo. Buono raga, l'assoluto del Cumendone, chiaramente io ho provato questo progetto, voglio capire un attimo dai commenti, soprattutto se può interessare, se no ve lo faccio io, mi sto divertendo troppo. Alla fine anche il mercato è bello perché ci sono tantissimi giocatori, tanti vogliono anche venire, perché comunque la reputazione del campionato italiano, che sia A o B, rispetto anche al Sud America o altri campionati, è importante. E quindi possiamo, come si dice, fare tante belle cosine, vedere giocatori che si ritirano e campioni che arrivano appunto con il fatto dei regen reali. Raga, un saluto del comandante, ciao!